Allora, la passione per i motori nasce, beh, è sempre stata una passione di famiglia. Infatti il quadro che ho qui dietro è mio nonno, era appassionato di moto. O quando ho potuto io sedere in macchina a 16 anni, sono stato un po' il cambio generazionale, no? Mio papà ha corso fino al 2010 e io il primo anno l'ho corso per il 2011. Il Veneto è una regione che ha tanto motorsport, anche se magari a volte passa un po' inosservato, perché magari non sono realtà famosissime, ma ci sono molte squadre, molti team presenti nel territorio. Il Veneto mi ha dato l'opportunità di iniziare questo sport nel vero senso della parola, perché se non fosse stato per una squadra che è diciamo quasi compaesana comunque, o che comunque è dello stesso territorio, probabilmente non sarei legato dove sono ora. L'obiettivo è continuare così almeno per un altri 10-15 anni e continuare a fare ed avere insomma la mia passione come lavoro. Cioè, mi ritengo fortunato a dire questa cosa, perché credo che non ci sia molta gente, molte persone in giro per il mondo che possono dire di fare come lavoro ciò che amano, e posso dire che non sembra nemmeno un lavoro per me, insomma è un gioco, una passione, e questo è l'obiettivo insomma, per i prossimi anni.